Il G8 italiano, previsto inizialmente sull'isola della Maddalena in Sardegna, era partito con un budget superiore ai 400 milioni di euro. Aveva però un importante obiettivo: restituire alla comunità una ex base militare al centro di un arcipelago trasformato in parco naturale. Il G8 alla Maddalena non è capitato per caso. Il G8 alla Maddalena era, e io spero continui ad essere, un grande progetto di carattere politico, istituzionale ed economico messo in campo dal governo nazionale e dalla regione autonoma della Sardegna soprattutto. Vorrei ricordare che noi abbiamo ospitato per 35 anni i sommergibili a propulsione nucleare della Marina Militare Americana con un punto di approdo sull'isola di Santo Stefano. Ecco, nel novembre del 2005 improvvisamente il sottosegretario di Stato americano Rumsfeld ha annunciato negli Stati Uniti che la base di Santo Stefano, quindi il contingente americano di La Maddalena, sarebbe andato via. Una notizia che si affiancava al disimpegno del Ministero della Difesa italiano, che in 20 anni ha dismesso progressivamente le proprie attività, riducendo i posti di lavoro e di fatto abbandonando molte strutture militari. L'attività militare muoveva un giro d'affari di 55 milioni di euro l'anno. Il progetto globale, pensato dallo studio Boeri di Milano, prevedeva di rifunzionalizzare 160 ettari di un antico arsenale della Marina e un vecchio ospedale militare, trasformandoli in un polo turistico polifunzionale. Il piano era costruire alberghi e nuovi edifici per negozi e centri culturali, migliorare i collegamenti con l'isola di Caprera, realizzare un porto turistico con una struttura votata alla cantieristica navale. Per il G8 i capi di Stato sarebbero stati ospitati nell'isoletta di Santo Stefano, a bordo della nave da crociera più grande del mondo. Solo la delegazione americana avrebbe trovato ospitalità nell'albergo del complesso. I giornalisti sarebbero stati ospitati su navi, ormeggiate ad Olbia, e arrivando via mare avrebbero lavorato in alcuni locali ristrutturati. Per consentire un andamento veloce dei lavori, la missione di realizzarli è stata affidata al Dipartimento della Protezione Civile, che può adottare procedure straordinarie. Si è aperta quindi una contabilità speciale, segreta, e le procedure sono state discrezionali. Esigenze di sicurezza legate al vertice, si è detto. In pochi mesi, in un susseguirsi di ordinanze, si è perso il conto dei fondi stanziati e si sono perse le strade e gli interventi ritenuti meno urgenti. Alle opere strettamente legate al vertice si sarebbero dovute affiancare infatti le cosiddette opere collaterali, la messa in sicurezza della strada statale Sassari-Olbia-Alghero e la sua diramazione per Arzachena, dove muoiono ogni anno fra le 30 e le 40 persone. Nei piani c'era anche l'allargamento della pista dell'aeroporto di Olbia, che serve tutto il nord della Sardegna, e l'arretramento della stazione ferroviaria della città per evitare che i treni la taglino in due. Sarebbe poi dovuto sorgere un grande centro scientifico internazionale di studio della biodiversità sull'isola di Caprera. Queste opere non sono state realizzate. I lavori invece si sono concentrati solo sull'area del G8. 327 milioni di euro sono stati assegnati senza una vera gara di evidenza pubblica, subappaltati in parte ad aziende dell'isola. I costi sono stati scaricati quasi interamente sui fondi per le aree sottoutilizzate della regione Sardegna, che l'Unione Europea assegna per riequilibrare le parti svantaggiate del territorio. Neanche i lavori del G8 si sono conclusi, come il ponte che doveva collegare la Maddalena con l'isola di Caprera. Diverse inchieste di un noto settimanale, da gennaio a giugno 2009, hanno sollevato dubbi sulle assegnazioni degli appalti e sulle successive gare per assegnare la gestione di lungo periodo della recettività alberghiera.
Nessuno ha voluto la residenza Carlo Felice, costata 60 milioni di euro e realizzata senza una finalità precisa. Solo la Mita Resort della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha partecipato alla gara più corposa per avere in gestione tutta l'area dell'ex Arsenale, incluso il porto turistico. Due aziende sarde hanno ritenuto affrettata la procedura che dà in gestione per 30 anni il porto e l'albergo e hanno presentato un ricorso alla magistratura ancora pendente. A oggi il futuro di opere realizzate con poca trasparenza e molti fondi pubblici destinati al rilancio economico della città della Maddalena è incerto. È molto importante che tutto questo complesso non rimanga abbandonato, ma perché rimanga abbandonato il pericolo più grosso è che rimanga uno spazio chiuso. Se lo spazio rimane aperto come è progettato al pubblico, tutti gli spazi saranno sicuramente utilizzati perché c'è una grandissima interesse e richiesta nel vivere questo luogo e anche curiosità da parte di tutti i maddalenini nel vivere questo nuovo centro che hanno ereditato. Tutto era quasi pronto, ma d'improvviso, il 23 aprile, il governo italiano ha deciso lo spostamento della sede del vertice. Non più l'isola della Maddalena, ma l'Aquila ospiterà la discussione dei 29 paesi partecipanti. Io sono convinto che l'Abruzzo ha bisogno della solidarietà nazionale, della solidarietà internazionale, ha bisogno del maggior numero di fondi possibili per mettere in sicurezza quella popolazione e ricostruire quella regione, ha bisogno che quei soldi vengano spesi presto e bene, ma non aveva certamente bisogno del G8, che finirà per aggiungere un problema ad un altro problema.